Da questi edifici nasceranno non soltanto giovani di talento, ma soprattutto ricerche utili al territorio. La ricerca che facciamo qui la facciamo non tanto per motivi accademici, ma quanto per aiutare la crescita di questa regione. In 3 anni e mezzo abbiamo chiuso tutti i lavori e da lunedì prossimo si parte con i corsi. Lunedì gli studenti iniziano i corsi in questo nuovo campus. La Clean Room è uno dei fiori all'occhiello, certamente quello più di prestigio a livello internazionale, perché lì riusciremo a fare analisi chimiche che permettono di ricostruire la storia del pianeta, si chiama appunto paleoclimatologia, fino a 800.000 anni all'indietro, e quindi daremo un contributo molto importante al progresso scientifico a livello mondiale. Quali prospettive di lavoro danno ancora questo tipo di facoltà? I ragazzi che si laureano nelle nostre materie, che sono la chimica dei materiali, che sono l'informatica, che sono il restauro, hanno tutti ottime opportunità di lavoro, anzi non produciamo abbastanza laureati rispetto alla domanda di mercato. Quanti studenti graviteranno in questo campus? 1150 studenti graviteranno in questo campus. Questa è la dimostrazione della grande formazione che si fa in Veneto e anche di quello che sono poi la fondatezza delle nostre istanze, ovvero di pensare sempre di più che le borse di studio dei veneti devono essere date ai veneti, che i concorsi devono essere dedicati a loro e che la qualità della formazione universitaria poi si traduce in interventi anche come questo.